Buongiorno a tutti ragazzi, sempre scandalo su scandalo, stavolta parleremo di Moloch. Ad esempio, questo Moloch è una divinità pagana ed è stata messa, ragazzi, davanti proprio all'ingresso del Colosseo. Diciamo una cosa proprio pazzesca, secondo perlomeno la mia, diciamo, visione, ma penso per molti cristiani, C'è un luogo di martirio cristiano che è, ci vai a mettere la statua di Moloch. Questa è una divinità legata a culti fenici e cartaginesi. Cioè, diciamo che è davvero uno scandalo nello scandalo, come dico io sempre, quindi io ho sempre detto che davvero non si capisce più nulla, diciamo, negli ultimi tempi, anche perché il dio Moloch era venerato dai Cananei, al quale venivano fatti sacrifici, quindi davvero una cosa allucinante io non lo so chi comanda qui al Vaticano, al Colosseo e a tutte queste parti qui, ma diciamo che non lo so, ragazzi, davvero stanno perdendo la ragione e il senso della misura. Cioè, anche dal Levitico 21:5, il Signore disse a Mosè, dirai agli Israeliti, chiunque tra di essi, oppure tra i forestieri che soggiornano in Israele, e darà un sacrificio a questo Moloch, dovrà essere messo a morte. Il popolo del paese lo lapiderà. Pensate un poco. E anch'io volgerò la sua faccia contro quell'uomo. Quindi anche stesso Dio ordinò a Mosè questa cosa. Quindi pensiamo un po', poi Papa Francesco vuole dire che vuole fare la religione unica, che diciamo, queste cose pagane le mette nel Vaticano, addirittura nei giardini aveva messo una dea pagana della fertilità della terra, quindi davvero stiamo perdendo proprio la ragione e tutto, quindi non so dove arriverà più questo, non lo so, ma sinceramente anche diciamo, molte persone sul canale mi hanno detto, ma tu devi così, così. Io voglio dire un consiglio a tutti quanti, no? Io sono una persona razionale e logica. Se voi pensate che Moloch è la statua della fertilità che è stata messa nel Vaticano, secondo voi è normale? Fate una cosa, cancellatevi per piacere dal mio canale, perché questo è un abominio, proprio è vero. Quindi, se voi credete che è giusto mettere Moloch nel Colosseo e mettere una divinità pagana nei giardini vaticani, fatemi il piacere, cancellatevi dal mio canale e andate sui canali che venerano le cose pagane, gentilmente, perché io personalmente non voglio pagani sul mio canale, ma non perché io non voglio fare una distinzione, no, io voglio essere razionale, cioè voi dovete dire che Moloch e la statua della fertilità sono divinità pagane, quindi non mi venite a dire che sono cristiane. Quindi se voi avete questo senso della misura, fate una cosa, fate un'iscrizione su un altro canale che è meglio, perché io non voglio persone che sono pagane sul mio canale, ma non perché io non accetto i pagani, non accetto che voi giudicate che sia giusto mettere una statua, diciamo, pagana nel Vaticano oppure nel Colosseo. Il Colosseo è un luogo di martiri cristiani. Non vi pensate che il Colosseo è questo coso che vedete qui, questa struttura? Qui ci sono morti un sacco di martiri cristiani. E che facciamo? Ci andiamo a mettere Moloch? Che stesso Dio ha detto a tutti gli israeliti che nessuno deve fare una cosa così, se no lo ripuderà e anzi addirittura dice lo condannerò a morte. Quindi chiunque aiuterà questo Moloch, diciamo, verrà lapidato, lo dice stesso Dio, quindi nel Levitico. Cioè, voglio dire io, ma a parte che questo Moloch era venerato per i suoi sacrifici, cioè venivano offerti nel fuoco, quindi voi poi, alcuni sul mio canale mi vengono a dire che io ce l'ho con la Chiesa, che io così, che io così. Ma ragazzi, ma avete perso la ragione o che? Cioè,
ce ne stanno due o tre, non è che sono tutti 80.000, meno male. Però voglio dire a queste tre persone, se voi avete questo senso della misura, così cambiate canale gentilmente. Perché ragionare così proprio da... Ma neanche bigotti cattolici, neanche questo è normale, perché un bigotto cattolico non lo permetterebbe proprio una cosa di questa, quindi accetterei molto di più che mi dicono, guarda Giuseppe, io, ad esempio io ho detto che la Madonna e i santi non vanno pregati. Questa contestazione l'accetto benissimamente, però che è una statua pagana, è una, diciamo, Moloch, la dea della fertilità, li dobbiamo avere per avere un senso di pace con le altre religioni, no, su questo non ci sto proprio. Quindi io sono cattolico, tu sei testimone di Geova, quell'altro è buddista, quell'altro è musulmano, ognuno ha le sue tradizioni, quindi in casa mia non vieni a mettere le tue cose, quindi io non vengo da te e tu non vieni da me. Questo è il mio ragionamento, cioè io non è che vado dal dove sta il Buddha, ad esempio, non so, nei templi buddisti e vado a mettere una statua della Madonna. Cioè io non credo che potremmo, anzi, ma non ci faranno proprio entrare, quindi non credo proprio. Invece questo Papa sta mettendo divinità a tutte parti, quindi fra poco chissà che cosa arriva qua in Italia, non lo so. Questo mo è partito dove è andato ultimamente? In Brasile, ma se in Brasile gli danno qualche cosa, qualche divinità pagana, questa piglia la va a mettere nel Vaticano. Poi che se no va negli paesi africani, gli danno qualche altro culto africano, lo prende e lo va a portare il Vaticano. Questo è tutto quello che gli danno, lo porta il Vaticano. Ma per piacere, ragazzi, ma non scherziamo proprio, dai. Proprio questo è un argomento che io ci tengo proprio. Io è vero che io ho detto sempre che va pregata solo la Trinità, come sempre io lo dirò all'infinito, quindi non mi interessa proprio. C'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Madonna, i santi, persone per l'amor di Dio. Se servi di Dio, che si sono, Dio si è servito di loro, però va pregato solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Si arriva al Padre solo attraverso il Figlio. Quindi non venitemi a dire sempre le solite ciancerie, no, perché io se prego, no, no, ragazzi, va pregato solo questo. C'è scritto sulla Bibbia e non dite che la Bibbia l'ha scritta Giuseppe Melchiorre, gentilmente l'ha scritta un'altra persona, non io, quindi non ce l'ho messa io. Come pure non fare idolatria, non l'ho messa io questa cosa, l'ha fatto stesso Dio quando gli ha dato i comandamenti a Mosè, quindi personalmente non l'ho fatto io la Bibbia. Quindi evitate certi commenti che a volte sono proprio stupidi proprio, anche perché no, per intercessione. Quale intercessione? Cioè noi dobbiamo pregare una persona che era come me, che ha fatto grandi opere, che poi è stata giudicata dal Vaticano santo. Quindi io devo pregare uno come me che mi fa l'intercessione a Dio per avere una grazia. Ma scusatemi ragazzi, ma io non faccio prima a chiedere la grazia a Dio. Ma perché devo chiamare un'altra persona in causa per avere un piacere da Dio? Cioè, ma abbiamo perso davvero la ragione, ragazzi. Cioè, perché io dovrei dire alla Madonna, Madonna, di a tuo figlio oppure a Dio di farmi la grazia? Io ti chiamo direttamente a Dio, perché devo chiamare la Madonna o i santi o qualcun altro? A che serve fare tutto sto giro, quando io posso andare direttamente dove devo andare? Quindi ci sono tante cose che non vanno. Poi adesso ultimamente hanno messo sta statua di Moloch e la statua della fertilità nel Vaticano. Qualche cattolico addirittura si è permesso di dire, ah vabbè, quello poi Papa Francesco sta cercando di riunire tutte le religioni, così stiamo in pace con tutti. Ma che c'entra? Le culture sono culture. Ma il cattolicesimo si può mettere insieme agli islamisti? Oppure il cattolicesimo si può mettere insieme ai buddisti? Questo qualche volta mi se io sono convintissimo che questo qualche volta porta la statua di Buddha nel Vaticano, sono convinto, guarda. Secondo me qualche giorno a Colosseo troviamo pure la statua di Buddha, ma non per i buddisti, per massimo rispetto per loro, eh. Però per dire che davvero questo sta, se questo è un luogo di culto cattolico, perché tu vuoi mettere cose che
non ci stanno lì. È come se io cercherei ai buddisti di mettere, diciamo, la Madonna nel loro santuario. Io non mi permetterei mai. Quindi qua non si tratta di giudicare le altre religioni, perché qua ognuno è libero di essere che cosa vuole. Buddista. No, il fatto di Moloch al Colosseo, avvocate. Ho detto che molti cattolici hanno detto due o tre sul canale che è una cosa normale, che Papa Francesco l'ha messa lì, che ci sta di male. Ma come? È un culto pagano nel Vaticano, cosa ci sta di male? E che noi vediamo sempre le cose male, così, così. E adesso hanno messo in Moloch davanti al Colosseo, che diciamo, l'ha messa lì, è davanti al Colosseo. Cioè tu quando entri nel Colosseo trovi la statua di Moloch, che era un dio che, diciamo, una divinità legata ai culti fenici e cartaginesi, che poi questo qua faceva sacrifici umani, questo Moloch. Quindi, che vogliamo dire? Ha fatto bene? Cioè, allora io sul canale a volte trovo certi commenti, ti giuro li cancellerei, però io gli rispondo per dargli una risposta. E quello ho detto poco fa nel video prima che entravi, non lo so se stavi già qua, ho detto segue due o tre persone che credono che Papa Francesco ha fatto bene a mettere le divinità pagane e Moloch nel Colosseo, ho detto fatemi un piacere, cancellatevi dal mio canale perché io non accetto simili cose. Ma non perché sono cattolico, no, non posso accettare un ragionamento che è fuori luogo. È come se io vado in un tempio buddista e porto la Madonna e Gesù Cristo e dico per favore la mettete qua. Ma sai quante calci e pugni mi danno? A voglia, i buddisti, i monaci buddisti. Cioè, è pazzesco. Oppure vado in Islam, dico per favore, c'ho la Madonna e Cristo, lo posso mettere qui dentro, nel vostro tempio. Cioè il Papa sta prendendo tutto quello che trova. Trova una statua e la porta al Colosseo. Piglia una cosa, gli regalano quella cosa lì di legno, lì, la divinità pagana, la dea della fertilità, e la va a mettere nei giardini vaticani. Questo se gli regalano il Buddha, chissà dove lo mette, non lo so. C'ho paura proprio, la verità. Questo secondo me se va in un tempio buddista e gli regalano qualche Buddha, questo lo piazza a qualche parte sicuramente. Secondo me lo mette nel Vaticano direttamente. Mamma mia, poi dicono che la Chiesa, quale Chiesa? Dice che questa è la Chiesa. Ma noi scherziamo proprio, ragazzi. Faccio bene io a non andare proprio in Chiesa, anche perché è troppo falsa. Quindi il Vaticano non ci entrerò, cioè sono andato una sola volta e me più. Sì, sì, lo so, Fabio Fibro, sì, Moloch, sì. Quella è una divinità pagana che faceva sacrifici umani, pensa un po'. E poi tu me la vai a mettere nel Colosseo, che è un luogo dei martiri cristiani, cioè che sono morti i martiri cristiani, cioè ma scherziamo. Poi qualche bigotto cattolico dice no, quello poi il Papa sta facendo cose buone, vuole unire le culture, ma qua cultura? Cioè come fai a unire le culture tipo cattolicesimo con buddista o cattolicesimo con islamista? Che sono proprio due cose diverse, so. È come dire carne e verdura, la stessa cosa. Quindi questo davvero, io spero che se ne vada subito questo Papa, più presto possibile, perché io lo ripeto, avrà pure la faccia d'angelo, ma dentro è un avvoltoio al finale, quindi lo dirò fino alla fine che sarò su questo canale io, quindi non, secondo me l'unico Papa giusto era quello lì che dopo 40 giorni di papato stranamente morì, guarda caso, dopo 40 giorni solo. Quindi, se che vogliamo parlare, la Chiesa ha più peccati la Chiesa. Infatti, io ho visto un esorcismo in francese, mi pare che pure l'ho messo, l'ho postato, dove l'esorcista diceva al demone, che poi in realtà era Beelzebù, Satana, cioè erano tanti di loro, in effetti era legione, quindi tanti di loro. E tra questi comparivano i più significativi, Beelzebù, Satana, Lucifero, quindi diciamo i più potenti.
E quello mentre sfidava il prete esorcista disse: Ma tu parli proprio tu che la Chiesa ha più peccati la Chiesa che neanche tutto, diciamo, le persone del mondo. Pensa un po' che ha detto il diavolo. Ha detto che la Chiesa ha portato più anime all'inferno di non tutte le persone che stanno sul pianeta. Quindi pensa il diavolo che cosa ne pensa della Chiesa. E ha ragione poi al finale se rifletti. Immagina l'Inquisizione alle streghe, quante donne sono morte ingiustamente? A voglia. Poi, che cosa ci stava? Sì, sì, diavolo è bugiardo, ma su questo aveva ragione in effetti. Le crociate hanno ucciso più di 12 milioni di persone. E che cosa ha fatto Avvocatella, diciamo, la crociata? La crociata uccideva chi non era cattolico. Secondo te era giusto uccidere chi non crede in Dio? Poi un'altra cosa bella che fu il fatto delle crociate è che tutti i beni che avevano queste persone divenivano di proprietà del Vaticano. Quindi se loro uccidevano, faccio un esempio, un re, tutto il suo regno diventava automaticamente del Vaticano. Che uccidevano un ricco gioielliere dell'epoca, tutte le ricchezze di quel signore andavano cioè al Vaticano. Ecco perché il Vaticano ha tanti possedimenti di oro, possedimenti di gas, sono tutte cose che ha conquistato con le famose crociate. E poi un'altra cosa, no? Uccidere in nome di Dio è giusto secondo te? Ma io non credo, avvocatella. Quindi queste persone dove andranno? Andranno all'inferno. Quindi anche se sei un prete o fossi il Papa stesso, se uccidi, la legge è uguale per tutti, per Dio, no? Andrai all'inferno. Quindi in quell'occasione il diavolo non è stato bugiardo. No, no, qua non si tratta di avere competenza, avvocato, qua si tratta di ragionare logicamente. Però voglio dire, pure gli islamici la stessa cosa, non pensavo, io parlo della religione cattolica, ma pure gli islamici credono di andare in paradiso 40 vergini, ma non è così come dicono loro, quelli lì che hanno fatto tutto questo casino con gli attentati non andranno di certo in paradiso con le 40 vergini come dicono loro. Quindi non è un fattore di religione, è un fattore che nessun Dio, mo, indipendentemente che sia cattolico, buddista, islamico, nessun Dio dice di uccidere, quindi non esiste sta cosa. Quindi tutti quelli che hanno compiuto azioni così orrende in nome del loro Dio andranno tutti all'inferno, indipendentemente che sono cattolici, eh. Possono essere pure buddisti, testimoni di Geova, io dico tutte le religioni. Quindi io non dico solo i cristiani o i cattolici. Di certo che la Chiesa Cattolica ha fatto tanti peccati come pure gli altri, non è che la Chiesa Cattolica ha fatto le cose buone. Adesso hai visto, è stato arrestato l'ultima persona per una cosa molto orrenda, ma penso che la sai, quindi sono cose che nei video non si possono dire perché sono argomenti che non possono essere trattati su YouTube. Quindi che cosa vogliamo dire più? Dai. È stato arrestato in Argentina per quei fatti lì che non si possono dire qua sul canale, ma non si possono dire in generale da nessuna parte perché si parla di cose che non si possono parlare, quindi perché ultimamente YouTube ha tutelato queste persone, cioè ci ha messo proprio il Shield and Play che dice che non si deve parlare di questi qua. Quindi se fai il video tu devi dire se in quel video tu parlerai di questi qua, diciamo per non dire il nome di questi qua. Quindi adesso YouTube si è fatto più serio, cioè tu quando fai una ripresa oppure fai un, diciamo, un video, sì, sì, ma è presente in ogni parte, però fatto da uno che sta nel Vaticano, proprio messo da Papa Francesco, nella cosa della, in quel posto dove fanno le beatificazioni dei santi, e questo è il massimo, cioè non è un prete normale quello. Quello è un prete messo proprio da Papa Francesco per la santificazione e beatificazione, come si dice, delle cause dei santi e via dicendo. Quindi
una persona molto influente, molto, non dico come Papa Francesco, ma stava molto, diciamo, vicino a Papa Francesco. Cioè, allora che cosa vogliamo dire? Allora il diavolo non si mette in dubbio che sia bugiardo, avvocatella, ma in quel frangente aveva ragione. Come pure quando gli ho detto, quando ha detto quando lascerai questa donna, lui disse l'8 il giorno della Madonna, poi non uscì dal corpo di quella signora, quando andò il prete disse perché non te ne sei andato e lui disse ah, non te l'hanno detto che io sono un bugiardo, quindi anche lui lo dice. Però in quel caso aveva detto la verità, quando ha detto che la Chiesa ha portato un sacco di anime all'inferno. Dice avete ucciso in nome di Dio. E secondo voi dice Dio permetterà di uccidere il vostro, diciamo, quello dice la verità lì. Lì è, diciamo, un battibecco, diciamo, fra il diavolo, anzi i demoni in effetti, perché erano tanti in là, e il prete esorcista, perché voleva togliere la fede al prete, capisci? Questo è il suo intento in effetti, cioè dire vedi la tua chiesa che cosa fa e tu poi... Non lo so, Antonio, va, io non ho sentito nulla, la verità, devo controllare. No, io non sto facendo questo video qua, non lo so, però dopo controllo. Quindi quello è quello che voglio dire, avvocate, mettere la statua di Moloch davanti al Colosseo, che è una parte, diciamo, della storia del cattolicesimo, dove sono morti i martiri cristiani, è davvero un abominio. Ma può darsi di sì, non lo so, però dopo, se è vera, faccio il video, non lo so, ti dico una bugia. Allora, te lo dico subito, io ci metto un secondo al finale. Quindi c'ho in GV, vediamo se della mia parte dici tu. Allora, sì, hai ragione, alle 4:33 stamattina, 3.2, adesso ho acceso l'INGV. Sì, sì, stamattina nel Golfo di Salerno una scossa di magnitudo 3.2, però stamattina alle 4:33 erano. Sì, sì, sta scritto, fammi vedere la profondità più o meno. Qua stiamo messi male allora. 9 km, salute. 9 km di profondità. Quindi diciamo che è stato, fammi vedere la localizzazione. È stato proprio qua, meno male. Non sapevo nulla, grazie. Boh, speriamo che non viene peggio. 3.2, vabbè, 9 km però è poco, eh. Però forse è stato in mare, quindi non è stato, diciamo, nel Golfo di Salerno, perciò non l'abbiamo sentito. Vabbè, ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Quindi diciamo che il Vaticano ancora, Papa Francesco, Vaticano e tutti, la Chiesa compresa, ancora fanno dei guai. Dopo la dea della fertilità in Vaticano, adesso è Moloch davanti all'entrata principale del Colosseo. C'è una divinità pagana. Bah. Vabbè, ciao avvocatella, ciao Antonella, ciao a tutti.